Ciucciarello, levati sto corticcio da qua, leva la corticcia. Buon pomeriggio a tutti da Napoliello 87 e Forza Napolese. Che è successo? Che la Lazio vinceva. E ora che ha fatto la Lazio? Ha perso 2-1, 2-1 con Kurtic, ha fatto Jasmin Kurtic gol. Ragazzi, primo tempo la Lazio che ha dominato, secondo tempo meglio la Spal, insomma Spal che riesce a vincere sulla Lazio 2-1, nessuno se l'aspettava, tranne che il Napoli che è andato a giocare gol. Ragazzi, la partita l'ha fatta la Lazio nel primo tempo, il secondo tempo è rientrata bene la Lazio in campo, ma poi ha avuto il pallino del gioco la Spalla ha capovolto la partita. Un grandissimo gol di Petagna che risponde al gol della Lazio di Immobile, di Ciro Immobile, calcio di rigore che c'era, la Lazio lo trasforma con Ciro Immobile che ritrova gol dopo che ha fatto gol con la nazionale, ritrova gol anche con la Lazio, già nel derby aveva segnato. Bene, questa è un'ottima cosa per la nostra nazionale, la continuità del gol di Ciro Immobile. Ma comunque parliamo della partita Spalla-Lazio, che la Spal risponde nel secondo tempo al gol di Ciro Immobile con un grandissimo gol di Petagna, davvero attaccante d'aria. Ma che gol ha fatto, che gol ha fatto, sentiva la porta proprio da vera punta, veramente un grandissimo gol. L'attaccante che poi era stato cercato anche dalla Lazio nel caso andasse via Caicedo, la mette sul pareggio la Spal, che poi la Spal ci crede per andare a prendere questi 3 punti, anche se la Lazio comunque ha delle sue occasioni per poterla vincere anche la Lazio. Però la Spal nel secondo tempo mi è piaciuta di più, mi è piaciuto l'atteggiamento che ha avuto, perché si è proposta in attacco, ha avuto le occasioni già per poterla portare dalla sua parte in vantaggio. La Lazio dall'altra parte anche essa ha avuto le occasioni, è stata una partita molto aperta, molto bella, perché ci sono state occasioni a entrambe le parti, una partita a viso aperto. I portieri sono stati molto bravi, sia Beriscia che Stracoscia. Beriscia non solo in questa partita, è una striscia positiva per il portiere Spallino, che sta parando molto bene. Con l'Atalanta non aveva spazio, invece in questa partita l'ho visto molto bene, sta dimostrando di meritare il posto da titolare, lo sta dimostrando, e con la Spal sta facendo grandi cose. Ora la Spal dopo il 2-1 che ha fatto ovviamente nel finale, cioè nei minuti di recupero, però ci ha creduto, è andato a prendere questo risultato, ma quando magari nessuno se l'aspettava. Se vi aspettavate magari che fosse la Lazio andare a vincere in casa della Spal, invece così non è stato, è stata la Spal. 3 punti d'oro, perché questi punti possono far sperare alla Spal, anche se il cammino è lungo per parlare di salvezza, ma sono 3 punti d'oro, appunto perché vincendo con la Lazio non è facile, la Spal ci è riuscita, e direi con un grandissimo atteggiamento nel secondo tempo. Quello del primo tempo da rivedere, ma il secondo tempo una grande Spal che riesce a reagire alla Lazio dopo un bellissimo tempo da parte della Lazio. Poi il secondo tempo la Lazio cala proprio dopo il gol di Petagna, Lazio che sì, crea qualche palla gol, come ho detto, però è la Spal a fare il secondo tempo, e alla Spal nel finale a trovare un grande gol di Kurtic, che anche lui è stato uno dei migliori secondo me in questa partita. Beriscia, un po' tutti, e Petagna, soprattutto Petagna, che riapre la partita mentre la Spal sembrava che aveva perso, invece così non è stato, grazie al gol di Petagna che la riapre. Penso che sia stato uno dei migliori. Dalla parte della Lazio, sì, Luis Alberto qualcosa ha fatto Immobile per il gol. Poi sì, poca Lazio, a parte Stracoscia, nel secondo tempo poca Lazio, nel primo tempo tutti bene, ma il secondo tempo da rivedere la difesa, che hanno fatto tirare sia Kurtic che Petagna. Proprio sul tiro di Petagna nessuno che andava a ostacolare il tiro, da rivedere la difesa in quell'occasione. Lasciate i commenti, fatemi sapere cosa ne pensate di Spalla Lazio, se la Spalla ha meritato questa vittoria o la Lazio avrebbe meritato quel pareggino almeno. Lasciate tanti like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il video di Napoliello87 ed iscrivetevi al canale. Buona serata a tutti da Napoliello87 e Forza Napolese!